E tra poco, dopo I soliti ignoti, l'appuntamento con il film TV Pane e Libertà, la storia di Giuseppe Di Vittorio, padre del sindacato italiano. Allora, in diretta con noi c'è il protagonista, Pierfrancesco Favino. Buonasera Pierfrancesco. Allora, buonasera. La lezione di Di Vittorio in questo 1° maggio diverso è, possiamo dire, quanto mai attuale. Beh sì, diciamo il film è di qualche anno fa, però sono contento che venga riproposto perché la figura di Di Vittorio certamente è una figura che va ricordata e che non invecchierà. La vicenda straordinaria di un uomo che da bracciante analfabeta arriva a diventare in un momento della sua storia addirittura rappresentante sindacale di tante unità sindacali mondiali. E soprattutto un uomo molto vicino agli ultimi, una di quelle figure che ha aiutato l'Italia a venire fuori da situazioni anche più difficili di quella che stiamo vivendo noi adesso e che quindi spero possa essere Ecco, di esempio. appunto questo Pierfrancesco, che cosa farà quando finalmente riuscirà, diciamo, ad uscire da casa? La prima cosa che farà? Innanzitutto seguirò quello che mi viene detto di fare. La prima cosa che farò probabilmente è farmi una passeggiata libera per la mia città che amo, che è Roma, però la seconda cosa che poi farò, mi rimboccherò le maniche per fare in modo di tornare a quello che noi sappiamo fare, che ognuno di noi sa fare. Io faccio l'attore e spero di riuscire a tornare a farlo presto, così come tutti i miei colleghi e tutte le maestranze. Ecco, mi auguro che questo possa avvenire presto. Benissimo, ce lo auguriamo anche noi. Allora, tra pochissimo con Pierfrancesco Favino, subito I soliti ignoti. Grazie per averci seguito, buona serata e arrivederci.